La promozione del Cagliari di quest'anno mi ricorda la promozione del 2004, quando un altro Beniamino Sardo era tornato nella sua terra. Stiamo parlando di questo signore qua, Gianfranco Zola. Zola non inizia la sua carriera nel Cagliari, anzi viene scartato per il suo fisico troppo magro e per la sua statura. Inizia alla Torres e poi viene notato dal Napoli. Al Napoli Zola stringe amicizia con Careca e Diego Armando Maradona. Proprio da Maradona Zola ha la possibilità di allenarsi con lui e di rubare quelli che sono i segreti del mestiere. Infatti la stagione dopo aver vinto lo scudetto, viene designato da Maradona come possibile erede in quel Napoli, ereditando quella che è la maglia numero 10. Il passaggio al Parma. Gli anni di Parma per Zola sono una consacrazione a livello del calcio italiano, perché forma con Aspriglia una delle coppie d'attacco più belle di quel periodo e guadagna anche la nazionale. Col Parma arriva una Supercoppa UEFA e una Coppa UEFA. Con l'arrivo di Ancelotti Zola però trova poco spazio e c'è il suo clamoroso trasferimento al Chelsea. Gli anni al Chelsea sono veramente straordinari per Gianfranco Zola, che qua diventa The Magic Box. Magic Box per i suoi numeri straordinari in campo e per la sua correttezza in campo, una cosa che gli inglesi notano. Zola fa delle stagioni straordinarie col Chelsea, ritrova anche Claudio Ranieri che anni prima l'aveva trovato a Napoli, e Zola col Chelsea fa un gol straordinario, forse uno dei gol più belli della storia del calcio. Contro il Norwich c'è un calcio d'angolo, Zola taglia tutto il campo e fa un colpo di tacco su primo palo bellissimo, è uno dei gol più belli mai visti. Alla fine della sua esperienza britannica Zola diventa ufficiale onorario dell'Ordine dell'Impero Britannico, ma Zola decide di chiudere la carriera a Cagliari, e in quegli anni a Cagliari, nel 2003, il Cagliari è in Serie B. Ma Zola non gliene frega niente, Zola il suo sogno è chiudere la carriera a Cagliari. Zola ci porta in Serie A, una promozione stupenda, una cavalcata pazzesca. Cagliari arriva secondo e saliamo in Serie A. Però se tutti i sardi devono ricordare questo signore qua, questo grande campione che ha dato lustro alla nostra terra, è indimenticabile il suo gol 1-1 contro la Juventus, un gol bellissimo. Brambilla, cross, Zola sovrasta Zebina e Thuram e batte Buffon con un colpo di testa spaziale. In quel colpo di testa c'è tutta la Sardegna, c'è tutto un popolo che per una notte ha sognato grazie al suo folletto. Gianfranco Zola, me lo voglio ricordare così. Un intervento di Zola, avanza il Cagliari, tutti in attacco, traversone, Zola di testa!